Chissà che cosa accade in questo mondo, io vorrei capirlo dalla mia acropoli montelliana. I giorni sono tutti uguali e li vedo passare veloci. Gli esseri umani sono tutti troppo feroci. Di umano hanno poco o addirittura niente. Non sono interessato al giudizio della gente. Sono uno scrittore elegiaco in un mondo che risulta tutto fuorché idilliaco. Pazienza, mi ci sono abituato. Resto come sempre alienato. Tante volte ho pregato il Signore sperando che un giorno mi desse attenzione. Ho tante domande di risposte, non ne vedo manco una. Della cattiveria e della gelosia ho paura. Intrepido, vado piano come Sergio e medito su questa società dove tutto sembra asettico. Si sbaglia nella vita, ci si pente, è normale, non sempre è necessario parlare. Dalla mia cameretta rifletto sul mondo. Nella mia cameretta perennemente sogno. La mia cameretta è il mio regno, resto sempre sveglio. Chissà che cosa pensa il Padre Eterno. Dalla mia cameretta rifletto sul mondo. Nella mia cameretta perennemente sogno. La mia cameretta è il mio regno, resto sempre sveglio. Chissà che cosa pensa il Padre Eterno. Si son fatte le 4, bevo un tè al bar Colombia. Di andarmene in centro non ho nessuna voglia. Sono immerso in questa mia acropoli montelliana, mentre scorre un'altra estate italiana. Apro la Bibbia a caso e cerco un segno divino. Lo faccio da sempre, da quando ero bambino. Sono figlio unico e di ciò mi dispiaccio. Con le donne sono timido, forse ho poco slancio. Sogno una quarantenne affascinante che mi smalizzi, che mi dia consolazione in questi giorni grigi, che mi doni un poco di piacere anche se effimero. Ho concetti grassi proprio come libero. Vorrei fare lo sceneggiatore, dare una forma al mio caos interiore. Il fine settimana è giunto, quanta tristezza. Diventare adulto mi spaventa. Dalla mia cameretta rifletto sul mondo. Nella mia cameretta perennemente sogno. La mia cameretta è il mio regno, resto sempre sveglio. Chissà che cosa pensa il Padre Eterno. Dalla mia cameretta rifletto sul mondo. Nella mia cameretta perennemente sogno. La mia cameretta è il mio regno, resto sempre sveglio. Chissà che cosa pensa il Padre Eterno. Chissà che cosa pensa il Padre Eterno. Chissà che cosa penso io. Chissà che cosa pensi tu. Chissà che cosa pensano gli altri. Pensano gli altri. La colpa è tua, mia, oppure degli altri. Oppure degli altri.